Malattie e funerali erano le scuse più comuni per farsi consegnare i soldi e in alcuni casi non era neppure servito parlare di genitori morti o fratelli gravemente feriti. Il più giovane dei tre, ad esempio, si era presentato dal parroco in lacrime spiegando che non aveva neppure i soldi per il riscaldamento e il religioso, commosso, aveva ordinato un carico di legna che gli era stato consegnato a domicilio. Il 22enne di Segusino a domicilio era invece riuscito a farsi consegnare una lavatrice, sempre con la stessa tecnica, un racconto arrivato al prete sotto forma di confidenza e infarcito di mestizia. Ma in alcuni casi le loro tecniche erano ben più sopraffine e le storie così articolate da risultare verosimili. Storie strappalacrime. In un caso raccontavano ad un prete che la madre era stata accoltellata dal padre, che poi si era tolto la vita in carcere, rimanendo così solo con i due fratellini piccoli. Chiaramente tutti gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di escludere che fosse vero anche un solo dettaglio dell'intera storia, un castello di carte crollato in poche ore dopo la prima denuncia. In un altro caso, 2 dei 3 amici si erano presentati da un frate ed avevano chiesto un aiuto economico per iscriversi ad un corso online per fare i pizzaioli. Dopo la riunione del consiglio pastorale gli sono state consegnate 2 automobili, 2 computer e un bel po' di contanti, nonostante a quelle lezioni i 2 non ci siano mai andati. Il prete comprava un'autovettura per gli spostamenti e 1.300 euro gli consegnava per spese varie. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i 3 non lesinavano di concedersi ogni lusso e di vivere ben al di sopra delle proprie possibilità. Loro facevano soltanto bella vita, viaggi, frequentazioni di locali e vestiti griffati.